Ciao a tutti amici della buona cucina, benvenuti su Basilico Channel. Oggi andremo a fare una ricetta pazzesca. Andremo a realizzare una cotoletta con le melanzane. Una ricetta veramente tipica, deliziosa, squisita da provare. Intanto andiamo a vedere dove comprare le melanzane e quale tipo di melanzana conviene per questa ricetta. Andiamo dal fruttivendolo qui in Sicilia, abbiamo le classiche melanzane e poi c'è la violetta, un po' più particolare, ma per questa ricetta usiamo le classiche melanzane che potete trovare anche voi. Bene, così tutto pronto, vediamo gli ingredienti e poi andiamo a realizzare questa ottima ricetta. Se ancora non l'hai fatto iscriviti e grazie a tutti voi 50.000 iscritti che seguite questo canale e grazie ancora anche perché in questi giorni abbiamo fatto ancora un altro record, siamo arrivati a 10 milioni di visualizzazioni, wow che bello, ma andiamo a vedere come fare la ricetta. Miei foglioline, siamo pronti con questo piatto davvero pazzesco. Allora, qui vediamo alcuni prodotti tipici siciliani e sicuramente quello più caratteristico è lei, sì, la farina di ceci. Qui abbiamo proprio la classica farina di ceci che serve per fare pane e panelle, che avrà quel tocco unico nella ricetta, ma andiamo a vedere tutto. Allora, vi do io le dosi per fare 4 cotolette, quindi le melanzane in base a quelle che avete, queste sono veramente grandi, sono circa mezzo chilo ogni melanzana. È importante perché dovremo fare una fetta che ovviamente dobbiamo anche andare a togliere la buccia, quindi intanto partiamo da una melanzana per fare 4 cotolette. Poi ci servirà 300 ml di latte, 2 uova, mettiamo anche dell'aglio, del sale speziato che servirà a metterlo qui nella farina di ceci. Non vi preoccupate, la farina di ceci generalmente è così, un po' diciamo prende questa forma. Io addirittura l'ho setacciata per dare un po' di più corposità e leggerezza, anche per avere più possibilità nell'andare poi a impanare letteralmente con del pangrattato. Quindi molto semplice, pangrattato, farina di ceci, latte, uova, le spezie e la melanzana. Andiamo subito a tagliare la melanzana e creiamo questa cotoletta unica. Bene, è tutto pronto. Primo passaggio, lavare bene la melanzana. Adesso andiamo a recidere la parte di qua, semplicemente con un taglio facilissimo, e andiamo a togliere anche la parte finale. Quindi con l'aiuto di un pelapatate togliamo la buccia, vedete? Così. Questa in realtà si potrebbe anche usare, ma noi in questa ricetta facciamo soltanto la cotoletta. Se avete qualche idea, ragazzi, volete qualche ricetta in particolare, mi raccomando scrivete nei commenti. Bene, così a questo punto abbiamo la nostra melanzana pronta. Andiamo a fare la prima fettina che dovremmo riutilizzare per altre cose perché non possiamo fare qui una cotoletta, però già dalla seconda in poi ci siamo, vedete? Semplice semplice, andiamo a tagliare. Allora, mi devo mettere io accanto alla telecamera o devo evitare di rovinare la fetta? Quindi ragazzi, va bene così. Allora, questa è una fetta ottima per fare la cotoletta. Allora, sulla delizia di questa melanzana c'è tutto da dire, proprio un discorso infinito. Non ci sono semi, una consistenza spettacolare, quindi deve essere almeno quasi 2-3 mm, insomma, e poi deve essere tutta senza buccia. Così una volta impanata e fritta si confonderà con la cotoletta, quella tradizionale, va bene? Noi non possiamo fare oltre 4 cotolette e in questa ricetta non è a grammi ma a pezzi. Questa sarà la più bella, vedete? E adesso vi spiego meglio come fare. Ma intanto, per agevolare il taglio potete fare anche in questo modo, vedete? Perfetto. E facciamo l'ultima. Il nostro obiettivo, essendo 2 persone, è fare 4 cotolette, quindi 1, 2, 3 e 4. Questi li usiamo poi per fare la pasta. Queste sono le nostre cotolette, va bene? E non ne facciamo tantissime inutilmente, siamo attenti a non sprecare il cibo. L'importante è che vi spiego la ricetta. Poi voi ne potete fare anche 100, ragazzi, no? A questo punto c'è un altro passaggio. Prendiamo lo Scottex,
lo adagiamo qui, vedete così, e andiamo a mettere la nostra melanzana con il sale. In questo modo, nel gergo tecnico si dice che suda, andrà a perdere l'acqua di vegetazione. Questo passaggio è ottimo da fare almeno qualche oretta prima, va bene? E adesso poi vedremo cosa succede. Beh, c'è anche da dire che essendo questa una melanzana super fresca, non avrà tutta questa acqua di vegetazione. Quella che invece potete trovare poi ai supermercati, che ha tante settimane che magari lì è ferma, vi lascerà ancora più parte amara. Aspettiamo noi 2 ore e continuiamo la ricetta. Bene, così ragazzi, qui abbiamo il latte, vedete? Andiamo a rompere le uova dentro. Ci servirà per fare la nostra impanatura. Ovviamente una volta che rompiamo le uova mettiamo un pizzico di sale e incominciamo a sbattere. E così abbiamo l'ottima base per andare a fare la nostra impanatura. Ma in questo caso andiamo a mettere anche lo spicchio d'aglio. Qui abbiamo la schiacciagli, direttamente prendiamo così, vedete? Ed ecco qui che esce l'aglio. Allora, quello che è ovviamente il mondo della melanzana insieme all'aglio sono sposati benissimo, ragazzi. Vedete? Molto semplice. Così. E questo si mette qua dentro. Ok, un altro pizzichino di sale. E ci siamo. Quindi questa base è anche pronta, ma non dobbiamo dimenticare di fare anche l'altra preparazione. Quale? Quella della farina di ceci, che dovremmo un attimino sistemare. Come? Con del sale speziato. Abbiamo qui del sale speziato, l'equivalente di 2 cucchiaioni. Lo mettiamo e andiamo a mettere anche un bel po' di peperoncino, quello genuino, a parte gli scherzi, veramente, nel balcone della suocera. Così con una forchetta mescoliamo bene. Stiamo attenti perché elementi come la farina di ceci possono risultare un po' troppo banali o forse piatti nel gusto, non nel piatto ma nel gusto un po', e quindi dobbiamo sempre migliorarli. Ragazzi, così gli step sono tutti pronti. Andiamo a vedere che è successo nella melanzana. Oh! È sudata dalla paura. Ecco, è avvenuto quello di cui vi parlavo. E considerate che per motivi tecnici noi solo 2 ore l'abbiamo lasciata così. Potremmo anche lasciarla addirittura il doppio del tempo. E vedete, ma proprio tanta acqua ha lasciato. Così l'asciughiamo e siamo pronti per i passaggi successivi. Ok, usiamo sempre questo piatto, perché no? Tutti pronti? 1, 2, 3. Primo passaggio, uovo. Secondo passaggio, farina di ceci. Ci aiutiamo con una forchetta. E voilà. Voilà. Dobbiamo sia permettere che prende, ma anche un po' fargli lasciare la farina di ceci. Già abbiamo messo l'olio per friggere e mi raccomando non mettetelo ad alta temperatura. Questa è una cottura un po' lenta, considerando le dimensioni della nostra cotoletta. Mamma mia che profumo! L'impanatura per essere giusta deve essere schiacciata. Ci vuole un po' di forza, non
Non va in automatico, ragazzi, non va, eh. Così, con calma, vedete? E altro aspetto molto importante è che appena impanata deve essere fritta. Non ci sono trucchi qua, eh. Con un bella muddica. Ok. Ora la verità non mi sembra una cotoletta normale. Guardate che spettacolo. Panatura perfetta, accertiamoci un altro po'. Ok, ci siamo. L'olio è caldo. Andiamo a friggere. La cottura richiede almeno 4-5 minuti con calma, non una frittura stressata. Guardate che bell'aspetto, meglio della carne. Spettacolo. Piccola nota, forse se volete realizzarla proprio vegana è molto semplice. Al posto delle uova fate soltanto una pastella di acqua e farina e tutto va allo stesso modo, ok? Ed ragazzi, man mano ho quasi completato. Questa è la terza, vedete? Aspetta, è molto interessante, guardate l'eruzione di fumo che c'è all'interno, perché si è creato lo strato della panatura che ancora rilascia molto caldo. Mamma mia, non vedo l'ora di mangiarmeli. Ok, siamo all'ultima, vedete, panatura perfetta. 1, 2, 3. Sempre fuoco molto basso. Ragazzi, le cotolette sono pronte, guardate qua che bellezza e soprattutto un profumo pazzesco. Adesso le andiamo a assaggiare. Così passiamo all'assaggio. Guardate. Mamma mia che bontà. Il pubblico accetta. Tranquillamente. Non sembra neanche melanzana. Deliziosa. Wow. Bene, così il video è finito. Grazie a tutti per avermi seguito e ci rivediamo qui con un'altra ricetta. Se ancora non hai fatto, aziona la campana. Se vuoi lascia un commento per qualche altro dettaglio o se vuoi richiedermi una ricetta. Ci rivediamo qui il prossimo giovedì con tantissime altre ricette. Vi ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Ciao!